il prete deve fare il prete in chiesa e il sindaco fa il sindaco in municipio. San Giorgio in Bosco, tranquillo paese lungo la Valsugana, sede di uno stabilimento che ne ha segnato la storia e l'acqua vera. Il raddoppio di questo sta facendo scintille, tutti ne parlano, pare anche in chiesa, e qui scatta la singolare tensione tra il sindaco Don Giuseppe Tonin, parroco di Sant'Anna Morosina, frazione del comune, che ci riporta a balzo spazio-temporale a Brescello, il paese di Peppone Don Camillo. Succede che durante l'omelia della domenica entriamo nuovamente nell'argomento dell'ampliamento dello stabilimento San Pellegrino con delle considerazioni che io rispetto perché sono figlie di una visione, di un pensiero. Sulla questione però già tempo fa c'erano stati altri interventi e per questo era stato informato il vescovo, il quale ha giustamente comunicato l'inopportunità di entrare nel merito. Era settembre quando la Curia di Padova, sentita dal sindaco attraverso il vicario per i rapporti con il territorio Don Luca Facco, aveva suggerito al parroco di porre i temi all'attenzione del Consiglio pastorale, invitandolo a riflettere e condividere con la comunità cristiana. Vicende diverse in settembre, problemi stradali, uguale il contenuto secondo il sindaco, ma del raddoppio di Acquavera Don Giuseppe Tonin assicura di non aver parlato dal pulpito e per questo invita il sindaco a partecipare alla messa domenicale, un terreno di confronto, per ora a distanza, su cui interviene la politica. Sulla vicenda Acquavera a San Giorgio in Bosco è venuto il momento di ascoltare i cittadini, visto che sono state raccolte 5.000 firme. Stefani dica al suo amico sindaco Petenuzzo che invece di censurare i preti bisogna ascoltare i cittadini.